Si è fermato un E camion poi fermai i tedeschi perché era senza benzina? Non so, no, si è fermato perché non sapeva se che strada c'appare, non so. Si è fermato. Fatto sa, in fuori venendo. Già ero Dante, no? No, no, Dante era giovane, era vecchio come me. Suo zio che è stato Dante. Suo zio. Era un partigiano questo? No, no. No. No, non era partigiano, era qua, abitava davanti alla trattoria del Gambaro. E cosa aveva fatto sto E benino? era disarmato, l'ha fatto disarmare, insomma, il comandante, e gli erano tre tedeschi. Ogni modo, dopo questo comandante, quando che si era usò, che altro che aveva fatto dare a Pistoia, e grazie a fa, e a parlare, se che aveva qualcosa che trasmetteva un radiotrasmittente. E grazie in casa d'Asilio, da Luigi Lieto Salini, i Salini. Detti Salini? No, Sì, sì. d'Asilio il cognome. Sì, Chi soprannominati. mette Mussolini, no? Sì. E ora sto tedesco era attraversare la nostra strada e è andato su per il fossetto della maestra Beglio Io, ed è andata da sta famiglia e dopo è tornato con due tedeschi, lui, con una metraglia un tedesco che aveva e davanti a casa nostra, questa è la nostra casa, così aveva un casone e là si era impiazzato con la metraglia e tutti gli altri erano per qua, 9 persone. Chi tirai su oristi? Tedeschi che tirano su 9 persone? Sì, 9 persone. Cinque rastriamento. Chi erano queste 9 persone? E era suo papà, re, Scribe. Screibe suo amante, Carraro Angio, Carraro, questo è il nome, il pisovane, non mi ricordo altro, così che avesse nome suo fratello. Sì, era il meccanico, Angelo. Sì, Angelo anche fosse meccanico. Dove erano i meccanici qua? Chiama Gambaro. Là a fianco, quando che abita a Messiolo. Oh beh, dopo che era Stagnin, che non mi ricordo così che il nome. Ah sì, aspetta. Non mi ricordo Stagnin cosa. Stagnin che chiamava, sono perché faceva Stagnin. E dopo che non mi ricordo. Piero, questo suocero. Piero, mio suocero, poverito, vecchio come che gli era. Di cognome cosa erano? Scatolini. Scatolini. Pietro. 7. E dopo non mi ricordo. Ma e qui del zero Branco, Mazzucco? Questo sta dopo. E ora, che si è impiazzato tra là e là. E tua mamma l'ha mandato, mio zio Manuele Moro, da Giordani, mi pare che gli era Euri, o da Giordani e da Ciardi, che gli era Il comando. è il comando. Da Giordani era il comando. Da Giordani, insomma, e anche da Ciardi ne era. Sì, è anche là. Ma conosceva tutti, anche quello dei bestie che arrivava su quei bestie e metteva sul campo sportivo. I tedeschi venivano su con una cosa di bestie e metteva sul campo sportivo. Era mio zio, che si è stato zio come zio, e se andava sto comandante, ma mio zio l'aveva mandato, perché c'è por me uomo che non ne compare. Sì, io da mia mamma, insomma, l'ha mandato. Che altri due, non erano nessuno che gli era partigiani. E è venuto sto comandante. E ora era a parlare, e lo ha accompagnato davanti a tutti, e era a mandare qualche che conosce. E lui segnava col Dio, sto comandante, non quella che chiama, e che diceva, questo conoscere, e scrive. E suo amante, Non erano conosciuti. no, lui era conosciuto. E che altri, la mattina e sera, là così. E che ha sparato un colpo di pistola e che ha ciappa qua a suo fratello di un compare. E che ha passato un Dio. 9 persone. Era 7 che l'hanno riconosciuti. E questo non conoscere, questo non conoscere. E ora cosa hai fatto? Quei altri che sai, tutti quanti, mio suocero, suo papà, tutti i compare. E io li accompagnai fuori per la strada e andai da Andrighetti, sì, andai da una famiglia appena so. come gli spiegavo, Dopo la terza davanti a casa, Gambaro. seconda e terza casa, so parlare, era sta famiglia e aveva una saresera grande sull'angolo, questa andava dentro, qua aveva a casa, ma qua sull'angolo era una bella saresera. E ora io lo portai il comandante che ha portato questo scribe Sotto a Saresera. sotto a Saresera, gli ha sparato 3 colpi di pistola e l'ha buttata intera, deve stare intera. Dopo, e invece cosa aveva fatto? Io si era portato via, era partito qui.
col tedesco. Perché Dopo non so che era tedesca anche lei. Quasi, perché il nome, non so. Ma cosa faceva sto Schreiber da mestiere? Così era ciappa fuori, là, Pai Gambaro, abitava dove abita, sul paese si acqua e sapone, sa, dove sta cosa, dai. Da Barea, ecco, la villa di Barea gli abitava. Ma cosa faceva che c'è scritto che era commerciante sto Schreiber? Cosa faceva? Ah, non lo so. Non era partigiano comunque. No, non gli era partigiano. Lui viveva questa sposa, questa Sì, donna, questo amato, sì. e aveva fioi. Non credo. Non sa che mestiere che facesse. No, perché Era uno che stava per conto suo. sì, era un signor che in villa, insomma, stava. Era un signore, insomma. Sì, insomma, era una persona, benestante. sì. Io che già disarmai il tedesco, e lei scampava e andava per attraversare il fosso, che era il fosso, per la driga canonica che sei in fondo del prete, insomma, io riuscì a scampare. Dopo, quando che si sta, che gli erano anche i partigiani, per di qua, che veniva verso Treviso, e si vede che c'era telefonato qua gli erano i tedeschi, e i tedeschi che li affrontai proprio davanti a Stagnina. Sì, Dopo dove c'è il monumento. Dove c'è il monumento? Li affrontare, sti 5, 6, 7, quanti sono morti? 5. Là. Li affrontai là e li accopai tutti. Sul fosso dopo gli andai. Sono andato via da Rancami, quelli che accoppai sotto a Saresera, sono stato 3 giorni senza sbagliare. Come gli ero messo? Come che gli era messo? In terra tutto spappolato. Schreiber. Ma ero io solo là. E io solo perché io scappava con il comandante. Non capivo, ma quelli del zero, dove li hai copai? I 3 del zero. Mazzucco. Là io accopai. No, là i da copà quelli da Treviso, Sì, da Treviso là. Ah, ma a parte che era anche a Mazzucco, beh, qui No, Mazzucco, Guolo e Alessandrini, 3 da 0. Ma là sul monumento non c'è scritto? Sì, no. C'è scritto tutti in fondo, però io stai con Pai su un altro gruppo di Ho qua. capito, Qua, no, c'è era Pai- quello non lo so. Quello non lo so. Io avevo visto solo Schreiber là. Mico Schreiber perché conosceva relativamente, perché oggi veniva anche in trattoria a tua mamma, Allora resta il mistero però adesso di chi 3 ha. di chi 3 de zero branco. Perché ne scampa anche a Pardadrio Lazzaretti. E non so se si sta in qui. No, ma no, ma non so quelli- dove gli accopai. Quelli di Pai è stati portati sulla stradella dei Saresi, capito? Dei Saresi. No, quelli di Sarese si Schreiber. Schreiber e basta. E buono, sono miei seminiani. Io avevo visto anche il Manzapai e tutto. Sì, Si vede che altri 3 li lo aveva so, già portati via dopo, li aveva portati perché ha detto in che qualche posto, sì. li ha portati al cimitero di San Cassiano. Ah, non capivo. Adesso di quei 3 non... E sto Schreiber si vede che nessuno era Ma provveduto. era qui lo scatolino che mi diceva che portai suo papà in cimitero. E si vede che sto Schreiber non era tanto conosciuto, che ne so. No, perché lui era da Padova, abitava a Padova e poi veniva qua sulla villa. E La villa di chi era prima? Come si era conosciuto? era della signora Schreiber.